Non cade nulla dal campanile, né sulla testa di chi ci gira attorno e sotto, né di chi va sopra a visitare e a vedere la città dall'alto. Nessun allarmismo dunque, nulla cade dal campanile di San Marco. A dirlo chiaramente, l'architetto Piana è indignato della notizia che si è diffusa sui presunti problemi al Paron de Casa che parlano di caduta di pezzi di cemento armato. È ridicola questa informazione che è nata evidentemente da un titolo scioccamente allarmistico che muove da un'intervista dove alcune mie spiegazioni sono state evidentemente non capite esattamente o travisate. Piana spiega il motivo per cui si è deciso di affidare un'indagine specialistica sullo stato del telaio interno della cuspide, che ormai ha più di 100 anni. Uno studio su quelle che sono delle sofferenze che qualsiasi struttura in calcestruzzo armato prima o dopo mostra. E non si tratta di coprispalle come riportato nell'articolo, ma di copriferro, cioè di quello spessore di calcestruzzo che ricopre il telaio interno, l'armatura interna di cemento armato di qualsiasi trave o pilastro. E quando questo arrugginisce, si formano delle fessure che segnalano un pericolo, ovviamente, cioè un distacco, e segnalano il fatto che l'armatura interna ha cominciato a ossidarsi. L'ossidazione comporta un aumento di volume e questo provoca delle fessure. E niente di preoccupante, niente di allarmante. Ma che proprio per questo sarà analizzata in modo da poter scegliere il giusto intervento di consolidamento. Una volta capito cosa fare, capito qual è l'avanzamento del degrado, perché non è una cosa immediata, non è necessario intervenire né subito né urgentemente, ci stiamo solo preparando